Signor pubblico, Che indovinate stai facendo? chi c'è Scusami. dietro Desiree? Ma che cos'è una cosa stupida? Ma si vede chi c'è dietro i Desiree? Non lo dire, non lo Dai. dire, lo fai indovinare a loro. Cioè, ma è normale iniziare Ecco così, qua, ragazzi? indovinate chi c'è dietro Desiree. Ma secondo te è difficile indovinare? Chi c'era dietro Desiree? Un cretino. Ora lo sappiamo, grazie. Allora, ora stiamo per iniziare questa puntata che è quando tu fai le cose che dici che faccio e ti trovi all'ultimo. Cosa? All'ultimo minuto? È brava, che in inglese si dice Last minute? Last minute, no, last minute. Last minute, che significa camurria, che significa scocciatura. In palermitano, ma tu sei catanese, certe cose non le capisci. Non ho capito, ragazzi, Allora, però va facciamo bene. due pietanze. Sì. Un primo e un secondo, Sì. last minute. Bello. Tu sei a casa, arriva tuo fratello e tua cognata. Devo fare una cosa e veloce. Dobbiamo fare una cosa veloce. Così. Cosa c'ho in frigorifero? C'ho delle acciughe, un po' di burro, del pane, delle uova, una salsa, del formaggio e inventiamo. Quindi ricetta di emergenza, possiamo dirlo di emergenza? Last Prendiamo minute. la padella Allora, e ce la prepariamo. ingredienti cosa sono? Abbiamo questi crostini, insomma un po' di Ora pane, ce facciamo l'abbiamo sì. tutti a casa, no? Facciamo un primo al crostino, chiamiamolo così. Un primo al crostino, vediamo Va che bene? cos'è. Con acciughe al crostino. Questo dobbiamo levare il sormais, La crosta. ma non la buttiamo. Ma questo è pane tipo integrale, Sì, com'è? sì, 4x4, consuma assai però è buono. Ma che c'entra questo? Di quello verde scuro? Integrale non è 4x4. È pane integrale, vediamo. Ecco, ti pareva. È pane integrale. E ti pareva. E mi pareva strano. Allora, quindi che stiamo facendo? Iniziamo crostini di Cominciamo pane. a fare dei crostini di pane. Così, in veloci, padella, veloci. Guarda, 1, 2, che non devono essere molto grossi, anzi. Una brunoise di crostini. Maria Picciotto, una brunoise di Mamma crostini. mia, ragazzi, che orgoglio. Ma chi la tiene più? Chi la tiene più? Ormai so che ti hanno... Che orgoglio. Ah, a proposito, Che c'è? grazie Giulio, grazie. Ma che cosa? Ma chi è Giulio? Allora, Ma chi è Giulio, ragazzi? il quiz che abbiamo fatto, chi c'era dietro Totino, solo 2 persone l'hanno indovinato. Ma di cosa dici? Ma non è vero. Quante hanno partecipato a questo quiz? 9.800 persone. Giulio, posso sapere quali erano le alternative? Cosa hanno detto le altre Lo persone? sapete il Gli peggio qual è? altri? Che Giulio non esiste e lo chiama. Invece questo... Ma qual è Giulio? Ma che non sa Giulio così? Giulio, dai, facciamo l'amico immaginario. Esatto. Giulio mi piace. L'assistente immaginario. Però posso esimermi dal salutare la mia? No, esimiti. La mia? La tua, E l'altra dai. che Ma ci la fa tua, il piano allora... a 2? È quella che ci fa i primi piani? No, lo ragazzi. sfruttante e tutto quanto? No. Com'è che ha detto quella che ci fa? Anica! Anica, ma Anica, scusa, lo posso so. chiederti perché Anica? Perché Qual è per il me è motivo? come se fosse una figlia. Me la sento mia figlia. Vabbè, andiamo Che fai avanti. sta faccia? Ma no, perché mia figlia... Andiamo avanti, dai, ognuno, che ti devo dire? Ogni vostra... Cosa ti devo dire? Un Cosa? pizzico di sale. No, sale no, sono mettendo No, sale no! perché? 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 Perché le acciughe sono salate. Brava! Ma... E intanto qui stiamo andando. Scioccante, Aggiungerei ragazzi, un filino la mia di bravura. olio, così, Sì, filino. vai. Poi aggiungerei la regina, Che metto? la regina Il del pepe? del pepe. Del Prego. pepe, va Prego, bene. Madonna. Spetta a lei questo compito arduoso. Bello, quindi vedi uno che fa dei crostini veloci, pane tagliato a ancora una pezzettini, giusto, step by step, Certo, ragazzi, faremo come un diciamo. primo che tu non hai l'idea che poi diventa un primo che c'è solo Allora, acciughe. seguiteci e prendete appunti, Acciughe. posso dirlo? Certo, acciughe, il parmigiano. E tu dici, ma com'è che è venuto fuori un piatto così? Ma soprattutto guardando te uno dice Esatto. com'è che è venuto fuori un piatto Prendiamo così? l'aglio, perché E intanto, l'aglio con le ragazzi, acciughe ci deve stare. L'aglio... Lo schiacciamo, giusto? Come fa l'aglio? Vediamo. Aglio! No, io mi rifiuto, ragazzi, dai, veramente. Aglio. Per questo si chiama aglio, non lo sapevi? Perché Siccome uno lo schiaccia, no? Capito? Allora dice, come lo chiamiamo? Aglio. Queste sono... Vediamo. Mi dai una pinzetta me la dai una pinzetta me la dai una pinzetta me la dai una... Mamma mia, Vado a le acciughe. insaporire con questa prima parte di acciughe
così. Sì. E nel frattempo abbiamo l'acqua che sta Nel raggiungendo frattempo abbiamo il l'acqua. suo bollore. Quindi, avete capito? Crostini, E qui sciogliamo la padella, nostra acciuga. pepe, aglio, acciuga Così. sciolta in padella, Mi spadellata. raccomando, non dobbiamo, guarda il fumo che fa l'olio dell'acciuga, guarda, guarda. Oh È mia partito, bella ragazzi, Madonnina, che te brilla Che da posso lontano, perché c'è la fare, nebbia, la raga? nebbia. Ma la nebbia, Dai, la diciamo, nebbia. il vapore, vabbè. La nebbia, no, è Allora. neve, dai, non ti ricorda un po'? Milano, un po', ecco qua. E abbiamo fatto questo E composto abbiamo fatto questo composto. di pane e acciuga. A questo punto, at this point that, Yes. capito? Andiamo a mettere un poco così, Un po' non di molto, di parmigiano. parmigiano, guarda. Un po' di parmigiano. Stiamo creando questa situation market. Mamma mia, che capito? profumo, Senti il ragazzi, posso profumo? dire? A Vuoi questo che punto assaggi? no, proprio no, perché non è finita qui. Guarda, vedi il parmigiano che profumo che gli certo. dà, guarda. E ora stiamo andando a fare Sì? la base Per perché l'altezza. cosa? Il prodotto deve essere tu. Maria Santa. Ma perché sei così? Prendiamo questo bicchiere Sì. qua. Prendiamo questo composto che abbiamo, che ho fatto, perché dico abbiamo, ho. Sì, ora lo rimette dentro, lo rimette. Ma manco se la pagano. Questo, aggiungiamo, guarda. Un po' di olio? Un po' di olio. Così. A little bit of Percy. Un po' di prezzemolo? Mizza parla inglese come se fosse una cosa. A little bit mozzarella, Un po' di mozzarella? in this way. Cioè, modo? sembrava, dice, ma hai fatto la pasta con l'acciuga, insomma. Noi tendiamo a fare qualcosa che poi a casa è facile replicare. Mi raccomando, l'acqua senza il sale. Cioè Senza non il metterci sale. va qui. È chiaro Perché già l'acciuga è salata, Ma abbiamo perché detto, ancora non giusto? abbiamo finito con l'acciuga, capito? Ma quindi questi crostini io pensavo che rimanessero così interi, invece Non no, si- adesso li frulliamo. Stiamo Vediamo che- creando una salsa di pane una salsa di pane. che andrà nella pasta. Va bene? Mettilo qua. È una donna da corrente. Aspetta. Dai. Sei pronto? Sì, vai. Via. Sei sicuro? Yes. Viene tipo una crema. Esattamente. Ci occorre, me lo dai un mestolino di acqua ancora? Senti, facciamo una cosa. Tanto noi Scusa, siamo devo mettere bravi. di qua, scusa. E non è lo stesso, così. Allora, vai. Così. Tu mi Vai qua. vuoi chiedere perché ti ho fatto mettere la spina Non lo lì? so. Chiedimi. Perché ti sei messo lì che qua c'è la pentola, dovevi fare questo lavoro? Già, perché mi ero dimenticato che c'era un'altra presa. Vai. Ragazzi. Non tutto, a filo. A filo. Ancora? Ancora? Sì. E questa è pronta. Allora, fai un Ready. recap per le persone che hanno acceso adesso la televisione, vai? È fai un perfetto. recap. Allora, dici che è tua la ricetta. Vabbè, io- Allora, abbiamo messo dei crostini di pane a tostare con l'acciuga, poi abbiamo aggiunto del parmigiano, un poco di olio e insieme a un po' di acqua dove andremo a cucinare la pasta, e lì dovremmo stare molto attenti alla... Vai. Vuoi? Sì, molto attenti alla salatura. Sì? E questa è pronta, guarda, la mettiamo di qua e la useremo dopo. Allora, quindi crostini di pane saltati in padella con aglio, un po' di olio, un po' di pepe, dopodiché che cosa abbiamo fatto? Prezzemolo? No, abbiamo messo l'acciuga, poi abbiamo messo tutto in un bicchiere e abbiamo frullato insieme al prezzemolo e alla mozzarella. Hai messo la mozzarella? L'hai? E un po' di acqua di cottura. E l'hai? Che è là? L'hai? Che cos'è? Che cos'è? L'hai? L'aglio prima l'ho detto, la l'hai detto. padella. Va bene. Ora prendiamo Sì, una noce Di di burro. burro. Dici, lo togliamo il guscio o lo lasciamo? che cos'è? Il guscio. Metti, dai. È una di noce. burro. Fa male il cuore queste battute, ragazzi, il cuore. C'è il Però- cuore e braccio, tutto. Sei veramente, cioè... Allora, io ti dico la verità. D'infarto. Allora, io ti dico la verità. Sulla mia pagina hanno scritto che le mie battute sono colossali, solo che Desiree non le capisce. Così poi hanno ci detto. sarà un perché. Che cos'è? Tuo hanno- cugino che ha scritto questa Io, cosa? io. Tu stesso l'hai scritta?
Io vado su te, bella madre. Ah, Pensavo tu allora così. sapete perché sono emozionato? E in più devo ringraziare il pubblico presente che sta facendo un silenzio eccezionale. Non ce n'è pubblico Ci in sono studio, 840 ragazzi. persone Giuro, che non stanno ce n'è. seguendo la nostra È trasmissione. uno studio televisivo, Non è c'è vero, pubblico, ragazzi, fuori non ce c'è n'è. un macello. Perché c'è un macello? Perché ci sono 60 pullman che hanno portato Sì, questa e da dove gente qui. vengono? Da Da dove tutto il vengono? mondo, addirittura c'è uno che viene dal Milwaukee. Col pullman. Sì, e uno che viene dal Tennessee, vero? Sì. Il circolo del tennis, quello che c'è via Reggio Siciliana. Vabbè, ragazzi. Dai, hai visto che ho fatto il burro Allora, e abbiamo squagliato un'altra seguiamo questo acciuga. passaggio, perché tu nel frattempo cucini, fai e noi ci E abbiamo guardiamo i saltato passaggi. un'altra Poi uno dice, acciuga. ma che sta facendo? Burro. Non lo so, ragazzi. Allora, E ci fermiamo. quindi quella cosa l'abbiamo messa da parte, giusto? Esatto. Quella crema che abbiamo fatto con questi crostini di pane. E qui Adesso ci fermiamo. burro e acciuga. E ci fermiamo. Perché ci fermiamo? Perché noi tutte e due le ricette le vogliamo uscire allo stesso tempo. Dai, la seconda in ricetta. medesimo tempo. Anticipaci qualcosa. Ah, va bene. La seconda faremo un qualcosa di semplice, le uova. Fritte? Eh? Fritte? No, le faremo in tegame, ma non sono uova di gallo che Non hanno. bisogno che uno si veda il programma di cucina. No, per che fare c'è, uova. ma vedi poi come si. E sono uova di gallo che hanno una, come ti posso dire, un rosso molto più forte, capito? Li conosci? No? Mai visto un uovo di gallo? Uovo di gallo. Quando mai il gallo ha fatto le uova? Ci cade Ride, capito? come una Lui pera ride, cotta. da solo. Ci cade da sola, va bene. Questo l'abbiamo spento e lo dobbiamo togliere. Dai. E cominciamo a preparare la base per fare queste uova. Ah, andiamo quindi alla Intanto, seconda ricetta. Lei fa il bollamento. Mettiamo capito? da parte Ma per prima un che attimo fa? questo primo. Prima che fa? Dai. Che fa? Prima Fai che la fa? rima, fai la rima per andare in pubblicità. La rima. Vai. Allora, stiamo facendo con le acciughe il burro e la pasta e vi diciamo consigli per i consigli. Ma non fa rima? No? No, che cosa c'entra pasta con i consigli per i consigli? Vabbè, ma tu sei sempre qua, sempre qua. Ma non la Allora sai passiamo alla fare la rima, pubblicità. ti dico- ah, bravo. Sempre qua, passiamo alla pubblicità. Vabbè, un po' forzata però. Consigli per i consigli. Consigli per i consigli. Allora, tolgo intanto questa padella di Allora, qui che sì. prenderemo dopo. Togliamo questa preparazione. Giusto? Che Giusto. prenderemo dopo. E prendiamo questa padella, così che mi piace, Ok. così, e incendiamo. E l'abbiamo incesa. Va bene? Dopodiché dobbiamo prendere solo dell'olio Sì, eccolo. E che facciamo? e lo mettiamo qua. Regarde ici. E voilà. Così. Poi, Poi. ti ricordi che abbiamo lasciato un po' d'aglio perché ne ho messo di meno lì? No. Lo schiacciamo. Sì. Aglio! Poi prendiamo questa meraviglia di funghi cardoncello Sì. e la mettiamo così. E la Andiamo a mettiamo scegliere qua. le fette così. Andiamo a scegliere le fette così. O potete usare anche altri funghi, solo che il cardoncello è particolare, ha una sua carnosità che è eccezionale, guarda, credimi. Tu non ci crederai, ma è così. Guarda qua. Mettiamo qua. E cardoncelliamo qua. E che al centro noi glielo mettiamo uno. Quindi li facciamo un scherziamo. po', diciamo, Soffriggere proprio. soffriggere, no? A little bit of salt. Deve fare la reazione di Maillard, ragazzi, lo sapete, no? Anche il fungo fa la reazione di Maillard. Deve raggiungere una temperatura di 200 gradi in maniera che sprigiona i liquidi e si, diciamo, no? Cioè, vi No. rendete conto? Non sa quello che dice. Che sprigiona, Però la reazione Flavio? di Maillard, oh, mia Contiene bella liquidi, Madonnina, contiene liquidi al che te contrario, prende lontano. a quel punto contiene, poi non ce la fa più a contenere e fa la reazione di Maillard. Cioè, E questa l'ho spiegata, è c'è giusto bisogno Flavio? che ve lo dico? No. Oh, c'è il sous chef che mi dice sì. Scusa. È giusto? Oh, mia bella Madonnina. Più o meno, vabbè. Allora, ha ragione, Dimmi. ha detto una cosa giusta, lei Cosa? signora, ha detto una cosa giusta. Che ha detto? Andiamo, lei, andremo a Sta fare... contenendo, non lo girare, sta contenendo. Sta contenendo. Mentre lui contiene... È così in questo momento. Noi ora dobbiamo fare delle basi. Allora, prepariamoci. Se tocchi ti taglio le dita. Dai, un pezzetto. Se tocchi Dai, un ti taglio le pezzetto. dita. Un pezzetto. Se tocchi ti taglio le dita. Buono. Vuoi?
per l'invidia di Daniela, giusto? Cioè, adesso mi è venuto male. Vabbè. Allora, quindi lì sta contenendo. E stiamo facendo pronto? la reazione Possiamo di Maiale. girare? E ora Ha vediamo, contenuto? guarda. Sai che È faccio? un po' stressato questo fungo, eh? No, tranquilla. Sì? Mi piace così, perché non deve finire la cottura. 1, 2. Guarda che bel colore che sta prendendo. Bello, questo. biondino Guarda che mesciato. bello, dai, sì, così. E lo dobbiamo lasciare E così. lo lasciamo così, non lo tocchiamo Così, nella più. sua completezza, Semplicità, nella sua interezza, semplicità. franceschezza. Allora, Nel frattempo, guarda Desiree, guarda che colore che Allora. hanno preso. La tua reazione di Maillard. perfetta Guarda, reazione di Maillard, perfetta guarda la tua ragazzi. reazione di Maillard. Guarda, Perfetta. guarda. Ma non sei commossa? Sì, Guarda che mi ha dato questo, guarda. Ok. ok. Questo è piccolo. A questo punto dobbiamo abbassare la fiamma. Mi serve Uova. una boule, Dai. perché anzi 2 boule. Perché 2 boule? Che ne so, Sono com'è? meglio che one. Così. E dobbiamo fare questo lavoro. Guarda. Allora. 1, Cosa prendi? Ah, perché devi dividere, abbiamo Uno. detto il rosso dal bianco. Avviciniamolo. Dammi Allora, a me, buttalo dammi tu, a me, bravo. butto io. Qua. Allora, dai, mentre tu fai sto lavoro, io Desiree, hai preso l'uovo? Faccio Dividilo. io, quindi Bianco e rosso. ok, qui il bianco. Mi raccomando, io nel frattempo prendo Ma questa tutte le salsa. uova devo sì, fare? Sì, sì. Tutte le uova. No, non le dovevi rompere però. Che vuol dire? Ah, il rosso deve rimanere Sì, intero? Sì. Va bene, ci provo, eh. Vabbè. E quindi ora vediamo. Uno non lo rompere. Eccolo. Perfetto. Allora, Desiree, hai visto i funghi come sono rimpiccioliti? Ho visto. Perché avevo fatto la reazione di Maillard. E noi cambiamo la padella per fare la nostra ricette. Mettiamo qua e versiamo i funghi Quindi? qua dentro, così. E tu avrai l'accortezza di allargarli un po'. Così li mettiamo larghi? Sì. Eh? No, è brava, che brava, è brava. Che brava, è brava. Guarda qua, guarda, dillo che sei Come brava. sta venendo? Dillo che sei brava. Sono brava Brava. e non mi dà mai meriti, mai. Perfetto, va bene così. Quest'aglio rimane? Sì. O lo levo? No, lascia, perfetto così. Perfetto. A Ok. questo punto rimettiamo sul fuoco. Sì. Mi dai il cucchiaio grande, me lo Cucchiaio dai il grande, un minuto, Sì, il aspetta, cucchiaio non mi fare grande, me lo dai il confondere, cucchiaio tieni, grande, il grazie. cucchiaio grande. Allora. E mettiamo Salsa di pomodoro, ma salsa di semplice pomodoro. così, senza Semplice, niente, no, cruda, no. cruda, No. Cotta? Questa è salsa già cotta. Non credo sia il caso di dire come si fa una salsa a noi siciliani, va. Siamo esperti in materia e nessuno ce lo può insegnare, giusto? Si apre la bottiglia e si mette nella... nella... Allora capite cosa mi devo sopportare? Si fa il soffritto di cipolla, metti la bottiglia, aggiungi un po' d'acqua La cipolla e la ci lasci metti tu? cucinare, certo. La cipolla, E sì. la lasci cucinare. Cioè, capisco, Addirittura la cipolla. capisco che è più semplice, lo capisco perfettamente, che per te è più semplice prendere la bottiglia, sbarantarla nella pasta e Vuoi finita spiegare così. alle signore per favore come si Scusami. fa la salsa? Dai. Cucchiaio Sì, grande. Cucchiaio grande. Cucchiaio grande, Ah, cucchiaio qua grande. è cucchiaio grande, guarda Cucchiaio dov'è. grande. Un poco di olio, un poco di olio. Un poco di olio così. Vedi? Quindi Così. la salsa, ragazzi, lo Quindi, sapete come si fa, Guarda no? che stiamo facendo. Andiamo a mettere. Ma cos'è questo? Il bianco? Solo il Yes. bianco? No, ma Yes. pazzesco. Quindi i funghi li abbiamo cotti in una padella, semplicemente soffritti. Adesso li abbiamo adagiati, Questo lo diciamo, possiamo togliere. in una padellina più piccola per raccoglierli in maniera uniforme, diciamo così. Bene, così, vedi? Mamma mia, ragazzi. Guarda. Che spiega. E Poi abbiamo messo rimandiamo- la salsa. La salsa, brava. Già cucinato ovviamente. Esatto. E poi abbiamo messo dentro niente che di meno il bianco dell'uovo. E Bianco adesso dell'uovo. vediamo che Copriamo succede, il ragazzi. coperchio. Sono fiduciosa. Copriamo il coperchio. Prendiamo un coperchio. No, copriamo. Copriamo la padella Allora, nel centro prendiamo. Perfetto, l'ho preso. del coperchio. E mettilo. Ah, allora copriamo il coperchio. Copriamo la padella. Copriamo il coperchio, vedi che avevo ragione io. Cioè, deve fare le cose a modo suo quando invece ho ragione Vabbè, io. allora. E questo si lascia cucinare. Nel frattempo
cosa facciamo? Non lo so. Prendiamo la pasta. Ah, perché abbiamo la prima ricetta, ragazzi, da brava. riprendere. Vi ricordate? E Quella con caliamo di l'acciuga, pasta. il pane, crostini. Adesso la riprendiamo. Guarda, quindi- sta bollendo, poco di sale perché ricordati che abbiamo l'acciuga. Certo, vai. Così. Qui ci siamo, quasi. Ci siamo? Quasi. È quello che facciamo? Qui sta bollendo e ora ti faccio vedere. Questo bolle, guarda, guarda. Vai. Ma sinceramente, ma lo sai che mi dice la gente? Che ti dice? Mi dice, no, lo voglio dire qua. Dillo, dai. Totino, Totino. ma un bell'uomo come te, Sì, come fa a stare vicino a quella? quella sarei io? Sì, esattamente. A voi il giudizio, ragazzi. Ai poster, ai posters. Non dico niente. Guarda Desi, adesso mi devi dare un cucchiaio, dobbiamo fare Certo. un'operazione, signori, che mi auguro che riesca. Scioccante, la fai? Mi auguro che riesca, me lo No. auguro profondamente. Abbiamo preso questo rosso dell'uovo che deve necessariamente rimanere intero. Quindi fate attenzione quando rompete le uova a lasciarlo integro e messo qua. Si è rotto, Vedi, ma questo poteva si è accadere, rotto, poteva accadere. però poteva succedere. Usiamo pure questo. Qui è tutto live, ragazzi, può succedere Usiamo un anche errore. questo. Non è che dico va, cioè io sto cercando di trasmettere un Usiamo po' anche questo. di finezza culinaria. Ok, guarda, anche se si è Però- rotto, poca cosa. Però, vabbè. Ricopriamo così, guarda. No, ma che stai mettendo? La fontina metti? Ma Sì. pazzesco. Quindi finiamo con questa cosa, diciamo. Sì. Pazzesco, eh? Quando erano Ve due semplici l'aspettavate? uova. Non ve l'aspettavate? La pinza. E poi ingredienti, posso La dirvi? pinza, la pinza. Ingredienti per fare questa ricetta. Ve li elenco. Vai. Uova, salsa Vai. di pomodoro Vai. semplicissima, funghi e fontina. E perché Stop. no? E un po' di parmigiano. 4 ingredienti, giusto? Funghi, yes. salsa, uova e fontina. Vabbè, il Copriamo un parmigiano, altro poco. se volete glielo mettete. Copriamo un altro 4-5 poco ingredienti. così. Controlliamo la pasta. Controlliamo la pasta. La stiamo controllando. Dai. E la mettiamo Pronta? in padella. Sì, sì, sì. Allora, padella, vi ricordate cosa c'era in questa padella? Burro saltato e acciuga. Stop. Basta così. Messo da parte, la pasta la mettiamo qui. Me lo dai il ragno, me lo dai il ragno, me lo dai il ragno. Un minuto, dammi il ragno, aspetta, dammi il ragno, un dai. minuto, Il ragno, no, quello tieni. più piccolo, quello più Tieni. piccolo, quello più piccolo. Ce n'è uno più piccolo, dammi quello più piccolo, quello più piccolo. Gli attacchi quello di più panico mi fa venire, ragazzi. Allora, piccolo. Però in ogni caso lei pensa sempre a mangiare. Mettiamo questa e la facciamo saltare. e la mettiamo qui. Questo lo possiamo spengere. E zero. Ecco qua. Sta Ecco andando. qua. At this point that Che facciamo in questo I momento? need, guarda, metto qua così, bello denso. Ah, questa è, salsa che di cos'è? pane. La salsa di pane. La salsa di pane. E andiamo ad aggiungere, senti l'acciuga, senti? Dell'acqua, così, della pasta che ci farà sciogliere la salsetta di pane. Quindi metti un po' di questa salsetta di pane, Così, che è piuttosto densa, quindi che cosa ha Sì. fatto il nostro chef? Ha aggiunto un po' di acqua di di cottura. acqua di cottura. Giusto? E così ci facciamo la crema. Di solito la pasta con le acciughe si serve di solito con il pane attorrato, giusto? Col pane brustolito, ma noi no. Che gli mettiamo? Noi no. No. Noi facciamo il composto che abbiamo fatto della salsa di pane, già Sì, c'è il pane, sì. c'è il formaggio, Sì, c'è l'acciuga, sì. c'è tutto quanto ci abbasta. E Così, quindi così. È una nostra così. versione. Esatto, come? È una nostra versione. Nostra in che senso, scusa? Nostra nel senso che l'abbiamo composta insieme. Ti ricordi prima quando ci confrontavamo su questa ricetta? Ti ho detto no, ma ne mettiamo la mollica attorrata? No, non la mettiamo. Ma perché queste cose io non me le ricordo? Eravamo là Mi dai un po' di Percy con Giulio. per dare un po' di colors? Dai, tagliamo. Aspetta. Lo vuoi mettere sano? Ci sto, mi piace. La tua idea mi è piaciuta. Lasciamo colorare così per intero. Così, Mi è grosso, piaciuta la grossolano. tua idea. Allora, una- un altro po' di acqua di cottura. Sì, perché andiamo
a far sì che mi sprigiona un po' di sapore il prezzemolo. Mi dai un cucchiaio, per favore? No, un cucchiaio. Ecco. Non ho detto with Joseph. Pazzesco, ragazzi. E ora mi dai... Dove la mettiamo? Non lo so. E allora un piatto. facciamo così. Diamo una pulita e troverete tutto impiattato. Con l'impiattamento. Va bene? Via. Io credo che qui ci voglia il tocco di Queen, Vabbè, non la c'è regina. bisogno. No, ci vuole il tocco della regina del pepe. Faccio mettere il pepe a lei, se no che cosa fa qui? Guarda che piatto ho L'unica fatto. cosa che fa è mettere il pepe. Guarda. Che bello, dai. E allora passiamo all'assaggio, dai. Vediamo un attimo. Spaghetti. Cos'è questo? Spaghettone, Spaghettone quello grosso. con acciuga, crema di pane, Esatto. Parmigiano, parmigiano, aspetta che non lo prendo bene. mozzarella, Mozzarella. E chi un po' più ne ha d'aglio. più ne metta. Un gusto Mi affascinante, dai una forchetta ragazzi. che assaggio pure io? No, finisci. Almeno questa volta. Buona, ragazzi, buona, veramente buona, Bravo. Grazie. Ma Bravo. almeno questa volta. Questa volta devo dire... A Non un certo che devi punto... dire, almeno questa volta la posso assaggiare. No, fammi spiegare, stavo dicendo a un certo punto ho avuto una perplessità, ho detto ma che sta facendo? Esatto. Crema di pane, cose, ho detto troppo tutto insieme. Però la gente che è a casa vuole vedere l'assaggio, non il pranzo. E invece ragazzi, Passiamo all'altro? mi devo ricredere. Va bene. Bravo. No, non passiamo all'altro, continuiamo così. Stai imparando, eh? Sì, grazie. Da tanta maestra. Ma questa tu, dico, come l'hai pensata questa ricetta? Uno deve pensare. Ah? Adesso io te la tolgo però. Gentilmente, dato che sono un cavaliere, ti prendo forchetta Buona. e coltello. Poi cotta al punto giusto, saporita al punto E giusto, passiamo l'acciuga qui. che contrasta. Vediamo se è riuscito. Mi tagli il rosso per Mamma favore? mia, questa qua. Mi tagli il Questa rosso? è la cottura che piace Mi a me tagli il dell'uovo. rosso? Taglia? Sì! Sì! Guarda! Guarda! Ma che cos'è, Che ragazzi? cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Era meglio se lo prendevi a paletta. A paletta dici? Eh sì, certo. Ma guarda che c'è qua. Guarda. Buona. Desiree, assaggia come fa lo chef Locatelli, che ha un modo tutto suo. Vediamo. Vediamo. No, è il contrario. Desiree, prima odore e poi mangia. Lei invece ha un pensiero, mangiare per prima cosa. Vabbè. Io penso che possiamo chiuderla questa. Così fa Locatelli, Arrivederci. come fa? Questa puntata l'abbiamo chiusa. La signora ha pranzato, va bene così. Vi vogliamo bene. Ma io che devo fare? Chi raga? c'è dietro Desiree? Chi è nascosto dietro Desiree? Guarda, proprio A veramente. voi per il prossimo concorso. Impossibile indovinare, impossibile. Pasta con acciuga e salsa di pane, 300 g di spaghetto grosso, 3 fette di pane raffermo, 2 spicchi d'aglio, 6 filetti di acciuga, zeste o buccia di limone, olio evo, sale e pepe quanto basta. Uova con funghi al tuorlo liquido, 4 uova, 300 g di funghi cardoncello, 400 g di pelati, 50 g di parmigiano grattugiato, 50 g di Emmental grattugiato,